Buon pomeriggio a tutti, dai che ci siamo! Anche questa volta, anche questa settimana andiamo di fragole! Prepariamo insieme la sbriciolata alle fragole. Ma la facciamo con crema di ricotta, quindi una sbriciolata in bianco. Insomma, una vera goloseria che ragazze dovete assolutamente provare perché è proprio una ricetta troppo buona, per questo ve la consigliamo e per questo non vedevo l'ora di prepararla insieme a voi. Quindi iniziamo la preparazione della sbriciolata di fragole e lo facciamo tagliando le fragole, perché la prima cosa che dobbiamo fare è tagliare le fragole e farle un po' macerare con lo zucchero e a piacere del succo di limone o a piacere del liquore aromatico. Insomma, devono prendere un po' di sapore. Mettiamo le fragole che ho sciacquato, le ho lavate le fragole, semplicemente vado a togliere il calice verde, il picciolo e poi posso dividerli a pezzi. Questa per esempio era piccina, quindi 4 pezzi mi è più che sufficiente. Se sono più grandi, come questo fragolone che ha questi foglioloni, se sono più grandi tipo queste le facciamo a pezzi più piccoli. Vi ho già spiegato la settimana scorsa con lo zucchotto alle fragole, lo rifaccio ancora oggi, che se le fragole hanno questa parte un po' più bianca, un po' più verde, insomma un po' anche meno matura, io in genere la tolgo perché poi è una parte che anche se lasciamo macerare le fragole resterà sempre un po' più dura, quindi non la preferisco insomma. Questa ad esempio è un po' più grande, quindi la taglio a più pezzi perché comunque le voglio tagliate non troppo grandi, insomma, ma non è neanche indispensabile che i pezzi siano tutti uguali, quindi sentitevi libere di tagliarle come preferite. Queste sono le mie fragole. Adesso ci aggiungo 2 cucchiai, ma proprio 2 cucchiai di zucchero, giusto per farle insaporire un po'. Quindi 2 cucchiai di zucchero, 2 bei cucchiai, E poi possiamo aggiungere del succo di limone, la scorza grattugiata del limone, possiamo aggiungere un liquore aromatico, insomma possiamo aromatizzarle come più ci piace. Vado ad aggiungere un po' di limoncello. Sto preparando la sbriciolata alle fragole. In questo modo le fragole si inteneriscono e prendono sapore. Nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione della frolla. Adesso andiamo a preparare la pasta frolla per la sbriciolata. Come ben sapete, la sbriciolata è una torta che si realizza con un doppio strato di frolla e in genere un ripieno, che può essere un ripieno il più differente possibile. In questo caso utilizzo un ripieno di crema di ricotta e fragole. La pasta frolla ha la particolarità di non essere compatta, ma appunto di sbriciolarsi, cioè presentarsi come delle grosse briciole, piuttosto che non una pasta frolla compatta con la quale ci andiamo a fare una crostata o dei biscotti. Nel mixer vado a mettere la farina, quindi sono 300 g di farina abbiamo detto, e il burro. Quindi, come vedete, parto dalla classica sabbiatura. Aziono il mixer e inizio a sabbiare il composto, cioè a frullare entrambi e ottenere una polvere in maniera tale che i granelli di farina vengono isolati dal burro. Ok? Si può fare tutto a mano in maniera molto semplice, allo stesso modo, solo che in genere quando si lavora a mano si tiene un burro un po' meno freddo, mentre quando si lavora con il mixer il burro è proprio freddo freddo di frigorifero. Basta pochissimo, bastano veramente pochi secondi. Un uovo, quindi come vedete abbiamo poco uovo rispetto alla pasta frolla classica, proprio perché non andiamo ad amalgamare bene l'impasto, non andiamo a compattarlo bene. Io utilizzo sia un po' di scorza di limone e sia un po' di scorza di lime, perché in questo momento mi trovo anche il lime. Un pizzico di sale e continuo a frullare anche questi ingredienti qua. Ok, nel frattempo ho ottenuto appunto le mie briciole. Allora, questo è il composto che ci serve, ok? Staccato. Quindi come vedete sono proprio delle briciole. Non è compatto. Nonostante sia bella questa ricetta, secondo me è proprio bella perché mi piace tanto questa combinazione, in compenso c'è anche da dire
che anche questa è una ricetta molto semplice, molto veloce, molto sbrigativa. Ok? Allora, la ricotta, io sto utilizzando una ricotta di queste qua belle compatte, che non vado a setacciare perché è abbastanza cremosa, vedete? È abbastanza cremosa, quindi non vado a setacciarla. Se però avete una ricotta, queste qua nel cestino, queste qua da caseificio, e vedete che è abbastanza grumosa, potete anche setacciarla. La setacciate con il colino a maglie strette facendola passare attraverso. Dunque, come vedete non ho aggiunto altro zucchero perché c'è lo zucchero già nelle fragole e la preferisco così. Però se preferite che la crema di ricotta sia un po' più dolce, potete aggiungere un po' di zucchero, anche zucchero a velo all'interno della ricotta, va benissimo. Le fragole sono queste qua che ho fatto prima, che potete lasciare macerare ancora un pochino, oppure potete metterle adesso direttamente. Non le metto tutte, ne metto, guardate anche come è bella succosa, ne metto poco più della metà, altre le voglio sopra alla ricotta. E adesso mescolo tutto e le amalgamo. Questa è la crema che ne viene fuori. Ripeto, se vi piace un po' più dolce aggiungete un pochino di zucchero, ok? Altrimenti no. Ho rivestito con un foglio di carta forno una piccola pirofila. Adesso vado a mettere 2/3, quindi sempre più della metà del mio composto, lo metto alla base. Poi cerco di distribuirlo anche sui bordi e sollevo un pochino i bordi in questo modo qui, in maniera tale che poi riesca a creare proprio il guscio, perché per la sbriciolata sapete comunque la base viene comunque sempre un po' più compatta, mentre quello che viene proprio bricioloso è più che altro la superficie. Lì lasciamo proprio le briciole. Solleviamo un pochino. Allora è meglio sollevare un po' in più e poi se non serve la togliamo perché la facciamo cadere, piuttosto che ci manca insomma l'altezza. Come vedete io ho messo il foglio di carta forno, però ho anche lasciato un po' i bordi trasbordare proprio perché dopo mi risulta più semplice sollevarla. La andiamo a ricoprire con questa crema di ricotta. Sopra vado a mettere le fragole, quindi le fragole che avevo lasciato così al naturale le metto sopra, cioè più che al naturale in realtà senza ricotta. Ricordate, un dolce con la ricotta come questo cotto e poi deve raffreddare ben benino, quindi in realtà è sicuramente migliore mangiarla domani. Ecco qua, una volta che ho messo anche le fragole posso ricoprire con la pasta frolla. In questo caso devo andare a prendere la pasta frolla con le mani ben pulite e al più sporche di farina. Allora prendo la farina e mi aiuto con le mani, appunto vi dicevo sporche di farina altrimenti si appiccica tutte le mani, a prendere la frolla che vado a, questa qui che mi serve per queste bricioline sopra, un po' la vado a ricompattare con le mani. Ok, così mi vengono bricioline un po' più grossolane, altrimenti con il mixer, con questo poco di uovo che ho messo ovviamente e questa scarsa quantità di burro rispetto alla farina, otterrei le briciole più sottili come quelle che ho utilizzato appunto per la base. Adesso vado a ricoprire più o meno tutto, mi viene un po' come se fosse uno streusel sopra, buono. Quindi come vedete io cerco anche di compattarla un po' a mano mentre lo metto perché mi piace l'irregolarità delle briciole. Mi piace trovare quelle briciole un po' più grosse e quelle un po' più sottili. Poi si sente un profumo di fragole che non vi dico. Adesso devo andare ad infornare la mia sbriciolata in forno preriscaldato, ventilato, a 180 gradi per 30 minuti. Bisogna sempre controllare la cottura, deve essere molto ben dorata affinché sia pronta. Quando sarà pronta posso sfornare e lasciare raffreddare completamente. In più, trucchetto, visto che ho utilizzato uno stampo di ceramica, lo stampo di ceramica tende ad essere abbastanza isolante, quindi cosa faccio? Negli ultimi minuti di cottura prenderò la mia bella teglia
e a maggior ragione che il mio forno non cuoce perfettamente sotto, quindi ricordatevi sempre che il forno dovete conoscerlo, dovete sperimentarlo, ognuno deve conoscere il proprio forno affinché poi le preparazioni vengano veramente bene. Quindi siccome io so che il mio forno non cuoce perfettamente sotto, in più il mio stampo è di ceramica, quindi tende ad essere un po' isolante, andrò a mettere lo stampo direttamente sulla base del forno. Quindi la cuocio nel ripiano più basso, poi però la vado a mettere proprio sulla base per permettere una buona cottura sotto. Quando sarà pronta la vado a sfornare e la vado ancora a far raffreddare completamente. Pazienza, la crema di ricotta si deve rassodare tutta, quindi dovrò servirla solo il giorno successivo o comunque sera per la mattina. Non fatta al momento, non bastano un paio d'ore di riposo, la crema di ricotta non si è raffreddata completamente e poi il sapore non è migliorato del tutto. Quindi è opportuno fare il giorno prima per il giorno dopo. Ed eccola qui, la mia meravigliosa sbriciolata di fragole e crema di ricotta è prontissima. È pronta, è calda, l'ho appena tolta dal forno, come vedete è ben dorata, quindi toglietela solo quando è ben dorata in superficie. Lasciatela raffreddare completamente fino a domani, perché vi assicuro che nonostante con il suo profumino non vedrete l'ora di assaggiarla il giorno dopo, mantiene bene il taglio ed il sapore è davvero speciale perché i profumi e gli aromi si sono tutti amalgamati tra di loro. Quindi io spero che vi sia piaciuta anche questa ricetta e vi do appuntamento alle prossime ricette. Iscrivetevi al mio canale YouTube per averle sempre tutte a portata di mano e mi raccomando attivate le notifiche in maniera tale da essere avvisati quando pubblico una nuova video ricetta. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciatemi un like ed un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao e alla prossima! Ed eccola qui, la meravigliosa sbriciolata che abbiamo preparato insieme ieri.